Amici di Sportissimi, buon pomeriggio dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi l'ottava giornata di campionato Serie C2 Girone A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club, Oratoro Colma e Damiano che arriva adesso, inizia la sfida, Palermo Futsal Club contro Oratorio. Sul punto anziano calcio d'angolo è rimessa, va Chinnici, calcia l'intercetto da parte di Giammona che calcia verso la porta, Calé risponde in spaccata, mette il piedone. È la prima vera occasione della partita, è di stampo rosso-verde ed è dell'Oratorio. Esce Giammona, lui ci deve andare centrale, lo salta, Gennaro trova Nicchia, può calciare, Nicchia salta la Nicchia e poi Cucina lo ipnotizza, grande occasione, ma qui Nicchia poteva probabilmente darla a Gennaro di ritorno, ha cercato invece la giocata solitaria e ha sbagliato. Non è terminata tra i piedi del numero 3 che si era anche inserito con i tempi giusti, tempi corretti sicuramente. Poi la Fiona calcia, Cucina, poi Lopez da due passi, Cucina ancora a dargli fastidio, non si sblocca il risultato. Però Chinnici, schema per Franco, palla vicino alla buca d'angolo, andrà su Jean a battere per Franco, palla che rimane lì, la Fiora, uno dei gol più facili della sua stagione. Fa 1-0, ha avuto 19, cuore sempre verso la telecamera, la sblocca il capitano. Torna da Sujan, 1-2, funziona perfettamente l'asse, Sujan calcia! Frega tutti e fa sul primo palo, Ali Sujan torna a sorridere e fa 2-0. Giordano, per lui tutti i minuti in campo, Fiorentino tocca bene il pallone verso la Fiora che apparecchia per Franco e Fiorentino la tocca, forse con l'addome, forse col ginocchio, glielo chiederemo probabilmente dopo, ma comunque è 3-0. Sembra rimasto in contatto con i propri compagni, il tunnel intanto, conclusione e gol anche per l'Oratorio, Cosma e Damiano con Sacco che ruba il pallone e trova il modo di trafiggere Califa 3-1. Fiorentino, finta e controfinte, sempre molto tecnico il 27, riesce a passare con un piccolo rimpallo, mette dentro Gennaro di ritorno, ancora Fiorentino, sbaglia clamorosamente il 27. Fiorentino, finta, buona giocata, poi calcio da fuori, Emanuele Fiorentino, l'urlo, con rabbia, l'abbraccio con Calì, con Nicchia, con tutti, 4-1, l'ha cercato tante volte questo gol. Il dribbling va provato, ma è scivolato, è uscito il compagno, palla verso Gennaro, la mette giù, Gennaro col mancino, palla che rimane lì, poi prova il tocco sotto, ma ci riesce. Fiorentino, Giordano in anticipo, molto bene, poi Fiorentino ancora apre verso Gennaro che salta l'uomo e questa volta lo fa 5-1 e poi la dedica verso la fidanzata Giorgia. 5-1, manita rosanero in condizione e si sta vedendo. Chinnici apre il campo verso Gennaro, poi l'opposizione ottima di Giammona, Gennaro la tiene lì, vediamo se la rete dentro, lo fa Fiorentino, tripletta personale e adesso forse qualcosina dovrà prometterla ai compagni. 6-1, chiude gli spazi su Jean, Vivarelli ancora dentro su Jean, da due passi fa doppietta, ma grande palla, grande idea di Vivarelli. 7-1, va in avanti San Martino subito, prima parata, Chiara lo porta sull'esterno, buon lavoro e poi va bene così, finisce il match, vince 7-1 il Palermo Futsal Club. Un buon Oratorio Cosma e Damiano che non ha fatto una brutta partita, però poi forse la poca precisione lì davanti ha fatto la differenza.